Ok, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, eccoci in questo streaming dove volevamo trattare di cosa sia il calore, perché possiamo avere due forme di calore che comunque hanno delle differenze ben sostanziali. Di fatto, quando noi comunque percepiamo degli aumenti di temperatura, stiamo parlando di energia che si trasferisce comunque da una sostanza a un'altra. Tornando al discorso comunque dell'aria, teniamo presente noi, rifacendoci un po' anche allo scorso streaming che abbiamo fatto, dove parlavamo appunto dell'aria che attraversa lo scambiatore del nostro split e viene sottratta appunto dal calore che occorre appunto per far eseguire il passaggio di stato al gas refrigerante che passa all'interno dello split, e l'abbiamo nominato con nome di calore latente, ovvero sia calore nascosto. Teniamo presente che comunque l'aria è fatta da due componenti essenziali: l'aria secca e il quantitativo di umidità che sta appunto sull'aria. Quindi in queste due componenti sono presenti i nostri due famosi tipi di calore, perché comunque quando noi percepiamo il calore cosiddetto sensibile, che sarebbe quindi il calore, cioè è l'energia che serve a un chilogrammo di sostanza per aumentarne la temperatura, quindi qualunque essa sia. Quindi avremo man mano un trasferimento di energia, di movimento comunque di legami intramolecolari che porteranno comunque ad un aumento della temperatura. Quando parliamo invece di calore nascosto, è quello che non ha una variazione di temperatura, è un calore esistente, ma è un calore nascosto perché appunto non ha una variazione di temperatura. Noi abbiamo fatto l'esempio della trasformazione del gas refrigerante all'interno dello split, perché comunque quando una sostanza compie un passaggio di stato ha bisogno appunto, come si diceva, di assorbire calore latente. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo nell'aria comunque delle forme di umidità che possono più o meno caricare l'aria di sensazione di calore. Tant'è vero che molto spesso comunque noi possiamo trovarci esposti comunque a delle temperature di 30 gradi, ad esempio, con una umidità, con un tasso di umidità bassissimo, e comunque possiamo non percepire magari lo stesso calore. Al contrario, se noi invece, che andremo comunque a sentire comunque una sensazione di calore maggiore, andiamo ad avere a che fare con un'aria che ha un quantitativo di umidità nettamente superiore, quindi un tasso di umidità di molto superiore. Questo cosa vuol dire? Che comunque all'interno dell'aria noi abbiamo una forma di cosiddetto calore nascosto, che è il calore che serve all'acqua per stare allo stato di vapore. Quindi quando l'acqua compie questo cambiamento di stato, tiene dentro di sé un'energia che è in più, ma che comunque non cambia la temperatura. Questo cosa vuol dire? Noi prendiamo come esempio la nostra pentola, mettiamo la pentola sul fornello. Quando mettiamo la pentola sul fornello, noi andiamo a fornire della temperatura tramite appunto la fiamma e diamo del calore sensibile, del calore che serve comunque per innalzare il nostro liquido, che è l'acqua in questo momento, all'interno della pentola. Finché noi arriviamo comunque alla temperatura di 100 gradi. A 100 gradi noi sappiamo che l'acqua comincia l'ebollizione, quindi va in evaporazione. Quando l'acqua va in evaporazione, comunque non è che più noi calore sensibile con la fiamma da sotto diamo all'acqua stessa, e l'acqua una volta che è cominciata a evaporare aumenta di temperatura. No, l'acqua continuerà comunque ad avere la sua temperatura di 100 gradi, perché finché in questo caso il liquido acqua non avrà subito totalmente, non avrà compiuto il suo processo cosiddetto di saturazione, che è il completo processo di cambio di stato, l'acqua sarà sempre a temperatura di 100 gradi. Altrettanto dicasi, ad esempio, se noi prendiamo comunque un pezzo di ghiaccio
che sta alla temperatura di 0 gradi, andiamo a metterci il termometro sopra, un termometro a contatto magari, quindi finché quel ghiaccio non avrà effettuato la sua totale fusione, quindi non sarà passato dallo stato di solido allo stato di liquido, la temperatura sarà sempre comunque 0 gradi. Quell'energia che serve per far passare di stato appunto la sostanza, quello è il cosiddetto calore latente, che è una forma di calore che non è percepibile. È come quando noi prendiamo, un esempio molto pratico, come quando noi prendiamo comunque il famoso alcol, quello con cui la nonna o la mamma ci curava le ferite quando ci strisciavamo per terra, ci sbucciavamo tutte le ginocchia, e la mamma ci metteva quell'alcol rosa che faceva un male dell'anima. Però poi notavamo che comunque avevamo quella sensazione di sollievo, perché comunque la parte in cui era stato messo l'alcol, ma poi possiamo anche provarlo, e che il problema è che adesso l'alcol non si ritrova purtroppo per la situazione di pandemia, perché viene utilizzato per disinfettare. Comunque, se noi andiamo a prendere un po' di alcol denaturato e lo mettiamo sulla pelle, noteremo che abbiamo una sensazione di freschezza, ma questo non fosse altro perché comunque l'alcol dallo stato di liquido va ad evaporare assorbendo, attenzione, assorbendo per eseguire il suo passaggio di stato il calore della nostra pelle, quindi ci sottrae, ok, temperatura, ma di fatto per tutto il suo passaggio di stato lui non aumenta di temperatura, lui sfrutta la temperatura del nostro corpo per eseguire il suo passaggio di stato. Quindi questo era per sottolineare in questo lasso di tempo che vogliamo passare assieme, il fatto che comunque dobbiamo fare attenzione quando trattiamo comunque di impianti frigoriferi, anche per partire e elaborare i concetti che sono quelli importanti per poter poi entrare nel merito dei meccanismi del ciclo frigorifero, e il gas refrigerante all'interno dell'impianto frigorifero produce l'effetto frigorifero, quindi produce il cosiddetto, tra parentesi, freddo, perché ricordiamo che il freddo non esiste, ma nel senso che il freddo è una condizione di assenza di energia, tenuto conto ad esempio che nelle scale di misurazione noi siamo abituati comunque ad avere a che fare col famoso signor Celsius, che, chiedo scusa, che comunque ha elaborato la cosiddetta scala in gradi centigradi, stabilendo che comunque l'acqua a 0 gradi, se sale la temperatura, va a liquefarsi, se invece scende va a solidificarsi, così come la temperatura di 100 gradi, che sono i due punti cardine della scala in gradi centigradi, a 100 gradi l'acqua passa di stato nuovamente e va da liquido diventa vapore, o viceversa, sottraendo la temperatura, poi l'acqua tornerà allo stato di liquido. Quindi questo invece, a differenza di Kelvin, un altro studioso che aveva elaborato una scala con cui aveva stabilito, tant'è vero che la scala Kelvin, indicata con una K, che viene molto utilizzata negli impianti frigoriferi per quando vanno a citarsi delle differenziali di temperatura, quindi il metro di misura diciamo che è lo stesso, è il punto in cui si misura che cambia, perché Kelvin ha stabilito che i 0 gradi Kelvin è una condizione di totale mancanza di energia. Ok, tant'è vero che 0 gradi Kelvin corrispondono a meno 273,15 gradi centigradi. E in questo caso 0 gradi centigradi corrispondono comunque a 273,15 Kelvin. Quindi questo un attimino per elaborare questo concetto, quindi noi ricordiamoci che l'impianto frigorifero, noi adesso prendiamo per esempio il classico system split di casa per capirci, perché è una cosa molto pratica anche da capire, ma anche quello che fa il frigorifero, quello dove abbiamo noi la carne, le mozzarelle, quello che utilizziamo normalmente dentro casa, quello che fa è catturare il calore, cioè lui raffredda perché comunque cattura il calore e lo porta all'esterno. Quindi abbiamo un evaporatore che, facendo passare di stato il refrigerante, cattura calore. Ok?
Il refrigerante, mentre cattura calore, lo cattura sempre alla stessa temperatura, si carica di energia. Vorrei che questo concetto fosse ben chiaro. Si carica di energia, così, chiedo scusa, ok, sto guardando in chat, si carica di energia che è comunque un'energia nascosta che molto spesso si può pensare che comunque i tassi di umidità nell'aria comunque siano dannosi, perché comunque l'umidità è comunque in certi casi, tra parentesi, dannosa. Tant'è vero che quando poi abbiamo delle condizioni di freddo particolari all'interno o di basse temperature, per essere più corretti, all'interno di casa, cosa succede? Che l'umidità in sospensione nell'aria va ad attaccarsi perché comunque abbiamo il muro freddo, perché all'esterno ci sono temperature molto basse, va a condensare e ci crea la famosa muffa che a noi non piace, perché noi non amiamo la muffa, nessuno ama la muffa. Quindi per sfruttare questo concetto, per sfruttare questa energia, questo calore latente, un calore nascosto, molto spesso si utilizzano degli impianti proprio di deumidificazione affinché poi questa energia che è stata appunto catturata dal refrigerante per compiere il suo passaggio di stato venga poi sfruttata, perché comunque il refrigerante compie il suo passaggio di stato vaporizzando, perché dallo stato liquido vaporizza catturando il calore, ma ricordiamoci che poi lui viene aspirato dal compressore in bassa pressione, i vapori di questo refrigerante vengono compressi dal compressore in alta pressione e il compressore li rimanda poi in alta pressione questi vapori verso il condensatore. Quindi lì si desurriscalda il refrigerante e chiaramente entrando all'interno del condensatore lui cede questo calore. Quindi cede questo calore perché deve liquefarsi. Lui cedendo questo calore per liquefarsi sta ricevendo quindi alla stessa temperatura sta cedendo calore, ma noi questo calore possiamo in questo caso recuperarlo perché poi ci diventa calore sensibile che noi possiamo comunque trasferire ad un altro fluido. Quando abbiamo gli impianti aria-acqua, noi possiamo sfruttare ad esempio questo calore per caricare di energia termica l'acqua e sfruttare magari questo calore per riscaldarci l'acqua per poi portarci con un'espansione magari in diretta, portarci in giro, anzi questo è proprio un concetto di espansione in diretta, portarci in giro il refrigerante, chiedo scusa, portarci in giro l'acqua riscaldata che poi andrà a sua volta ancora a scambiare con l'ambiente cedendo il calore e con l'altro fluido che sarà l'aria che verrà lavorata dalla ventola, magari del venticonvettore. Quindi, detto questo, per partire con questa serie di streaming, non abbiamo chiuso comunque o comunque ci siamo trincerati dentro un link a pagamento questo o l'altro. Quello che vi chiediamo, siccome noi chiaramente spendiamo delle energie, è per tenere il canale, è per comunque dare queste informazioni, è per cercare comunque di portare avanti questo progetto. Come avete visto abbiamo attivato una super chat dove comunque si può contribuire con un invio anche significativo di pochi euro per sostenere il nostro progetto. Quindi partiamo dal presupposto che noi abbiamo un sacco di calore nascosto che potremmo utilizzare, che è appunto chiamato il calore sensibile. Ricordiamoci che il calore specifico è un calore che è soggetto a variazioni di temperatura. Il calore latente, cosiddetto calore nascosto, è un'energia che comunque viene assorbita dalle sostanze per passare di stato ma rimane comunque un'energia che non dà variazioni di temperatura. Detto questo, sperando di essere stato chiaro, comunque quando laddove non sia stato chiaro, comunque il video adesso poi comunque rimarrà pubblicato come streaming nel canale, potete comunque partecipare sotto ai commenti così da poter fugare ogni dubbio nel merito. Non vogliamo dilungarci troppo, non vogliamo annoiarvi, sperando di essere stati abbastanza chiari. Vi rinviamo a una prossima, a un prossimo streaming. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, partecipate nei commenti. Con questo vi salutiamo e vi rimandiamo a un prossimo streaming. Poi tratteremo più nello specifico tutti gli argomenti.
e andremo avanti a costruire con questa serie di streaming una preparazione di fondo per entrare nel concetto proprio del ciclo frigorifero. Vi saluto, vi rimando al prossimo tutorial. Ciao amici, a presto, grazie.